Buongiorno, buona domenica. Oggi facciamo i cannelloni. Venite a prendere via di carta e penny. Nella solita caccavella antiaderente ho messo un bel filo di macinato, la cipollina e adesso lo faccio sfriggere tanto bello. Aggiungo un pizzico di sale alla carne e siccome già avevo preparato il ragù aggiungo un bel mestolo di salsa di ragù alla carne, un bello cuppino abbondato perché si ci metti ci trovato. Adesso fate cuocere giusto 5 minuti che si assapori tutto così insieme. La carne si è cotta, io ho aggiunto anche un po' di parmigiano. E mentre preparo i cannelloni mi ho fatto pure una bella tiana di polpette perché a me le polpette nel ragù mi piacciono fritte. Adesso aggiungo la ricotta e inizio a mescolare bene carne e ricotta. Poi una bella provola la iniziamo a tagliare a dadini e la mettiamo nella carne macinata e la ricotta. Ecco qua, adesso l'impasto per i cannelloni è pronto. Ho preso la pasta fresca all'uovo senza cottura, adesso le vado a imbottire e poi in forno. Ecco qua. Poi le arrotolate, man mano che le arrotolate vi sistemate tutto il composto che avete preparato, tanto bel nei bordi così. Quando avete terminato e sistemato tutto nella placca, ci mettete un fuoco ruve su Iurit, a lava, il ragù e li sbattete un po' così, in modo che la salsa entra tutto nei cannelloni. Non vi dimenticate mai una bella brangata, una bella mangiata di parmigiano reggiano sopra, che si fa quella bella crosticina croccante. Adesso li copro con un po' di carta alluminio, poi li metto in forno per 30 minuti, 15 minuti con la carta alluminio, poi la togliete e 15 minuti senza. È facile, mi sapete. E mo' buon appetito a tutti quanti.